Siamo a Palermo alla chiesa della Martorana. La lapide del Vespro è completamente coperta da un albero in fiore. Oggi è il 14 aprile 2008 e come potete vedere la torre che è stata posta davanti all'ingresso principale della chiesa della Martorana, dove si riunì nel 1282 il Parlamento siciliano per decidere di inviare rinforzi alla città di Messina assediata, è completamente coperta la lapide commemorativa, coperta da un albero che non viene più neanche tagliato e copre come un mantello tutta la lapide. Siamo proprio qua nella piazza accanto al municipio di Palermo, Palazzo delle Aquile. Qui c'è la chiesa di Santa Caterina, qui di fronte a noi il Teatro Bionda e qua la famosa chiesa della Martorana che contiene il famoso mosaico del re normanno Ruggero incoronato direttamente da Gesù Cristo. Questa è la chiesa di San Cataldo. Siamo nel centro storico, questa di fronte a noi è l'università centrale di Palermo. Dietro il palazzo c'è la chiesa di Santa Caterina e la fontana Pretoria, che da qua non si vede, si intravede.